Benvenuti amici di Matto Scacco, nel video di oggi voglio mostrarvi perché il campione del mondo in carica Ding Liren è un genio assoluto. Ben ritrovati, come annunciato oggi ci vediamo una partita sensazionale di Ding Liren. Magari ultimamente non è in forma, magari da quando ha vinto il titolo mondiale non si è più allenato come prima. Infatti questa partita è del 2017 e vi assicuro, vi garantisco che uscirete da questo video, da questa partita con convinzioni diverse sul mondo degli scacchi, perché vedrete mosse veramente folli e difficilissime da capire. Ma prima di partire sono felicissimo di presentare lo sponsor di questo video, che è Franco Biondi con il suo libro Shahamat. Questo è un giallo a tema scacchistico, è veramente qualcosa di bellissimo. Attualmente ho appena finito di leggere il primo capitolo, ma è un libro che mi ha già preso tantissimo. A pagina 5, giusto per farvi capire due cose, a pagina 5 c'è il protagonista che dice che è appena tornato a casa, mette a posto vari libri, che però, tranne due libri sul comodino, il primo che stavo leggendo trattava la difesa siciliana, e già quando ho letto questo mi sono esaltato tantissimo. E di che cosa parla? Di una storia, tra l'altro veramente sembra di vedere un film, perché poi ci sono i vari flashback, si va avanti, indietro nel tempo. C'è il protagonista che a un certo punto ritrova il suo amico, quindi stiamo parlando dell'epoca del liceo, trova il suo amico, uno dei suoi migliori amici, morto nello spogliatoio della scuola, e tutti si domandano chi ha ucciso questo ragazzo, ma la cosa più incredibile è che di fianco al cadavere che giace senza vita del ragazzo appare la scritta Shahamat, che è la traduzione di scaccomato, e c'è anche una statuina di un re in legno accanto al cadavere. Quindi da lì poi nascono mille cose, chi è potuto essere l'assassino. Si sapeva che il ragazzo, che era un bel ragazzo, aveva forse un truccio amoroso con un insegnante, e da lì si aprono mille piste. Veramente affascinante, lo finirò di leggere, ma intanto lascio il link in descrizione qui sotto per chi lo vuole ordinare, si vuole fare una bella lettura. Veramente complimenti Franco, siamo felici di poterti supportare nella divulgazione di questa bellissima opera. Ma ora torniamo a noi. Come vi preannunciavo, questa partita ha qualcosa di eclatante, ed è talmente eclatante che io partirei direttamente dal punto più saliente, poiché l'apertura va abbastanza tranquillamente. Allora, siamo in questa posizione. Abbiamo al lato dei bianchi Inarkiev Ernesto, un grande maestro di oltre 2600 punti. Al lato dei neri invece abbiamo il campione del mondo in carica Ding Liren, che nel 2017 aveva 2774 puntielo. Ora, io cerco di farvi immedesimare, farvi capire un pochettino, perché a volte noi parliamo di numeri così, 2006, 2005, 2007. Ragazzi, 2007 vuol dire che sei un genio totale della scacchiera. Quando una persona supera il 2007 è fuori di testa, e cerchiamo di capire, comprendiamo insieme questa posizione e cerchiamo di capire quali sono le possibilità per entrambi gli schieramenti. Allora, analisi, che cosa si fa in genere? Quando si vede una posizione di questo tipo e vieni catapultato, quindi non hai potuto seguirla dal principio, bisogna fare un'analisi. La prima analisi, quella che fai, è l'analisi del materiale. Da quello che io posso vedere, entrambi i giocatori hanno praticamente 7 pedoni a testa, l'unico pedone che manca è il pedone sulla colonna D, quindi parità di materiale, 2 alfieri a testa e 2 alfieri a testa, un cavallo a testa, 2 torri a testa e una regia a testa, parità di materiale. Allora, nel momento in cui abbiamo appurato la parità di materiale, arrivano poi altre piccole considerazioni da fare. Chi è in vantaggio di sviluppo? Beh, sembrerebbe che il vantaggio di sviluppo ce l'abbia il nero, per varie ragioni. La prima è che i pezzi del nero sembrano già ben messi, no? Questi alfieri che puntano dritti contro il re avversario, il cavallo che è nella sua posizione ideale, mentre c'è il cavallo in D2 del bianco che ostacola un pochettino il naturale sviluppo dei pezzi. Quindi, se vogliamo, piccolo punto ora a favore del nero per quanto riguarda il vantaggio di sviluppo. Vediamo un pochettino la sicurezza del re. Sicurezza del re, io direi che siamo lì. Hanno arroccato entrambi i giocatori, hanno i pedoni davanti, il nero ha perso un tempo per spostare il re in H8 per togliersi da eventuali fastidiose
inchiodature e poter spingere magari in futuro il pedone F, ma io direi che siamo lì. Vantaggio di spazio, beh, se dobbiamo calcolare proprio a livello numerico, io vedo che un solo pedone, l'unico pedone del nero, ha superato la metà campo e non ci sono pedoni del bianco che hanno superato la metà campo. Quindi anche qui, se volessimo dare un punto per il vantaggio di spazio, anche qui l'ago penderebbe a favore del nero. Quindi abbiamo fatto una serie di considerazioni, attività dei pezzi, sviluppo, sicurezza del re, eccetera. Quindi un pochettino l'ago pende a favore del nero, quindi forse è il nero che ha l'iniziativa, è il nero che deve cercare di dimostrare che questa situazione ha qualcosa da raccontare. Tu come organizzeresti ora un piano di gioco? Quello che si vede è che, avendo ora i pedoni sulla colonna E che si guardano, è l'unica colonna aperta della partita, e la colonna D, probabilmente mi immagino che i giocatori organizzeranno le loro truppe lungo la colonna D. Questo è quello che ci si immagina, ma non è quello che fanno i giocatori di questo livello. Siamo, ripeto, a un altro livello, e qui Ding si inventa qualcosa di eccezionale. Prova a mettere in pausa il video e cercare la prima mossa, che però poi darà vita a qualcosa di folle. Hai provato a cercare la mossa? Andiamo a vederla. Pedone in G5. Quindi probabilmente al momento in cui il nero aveva giocato re H8, forse aveva già in mente di fare una mossa del genere. Qual è l'idea? L'idea è molto semplice, è che se il bianco dovesse abboccare e catturare quel pedone, si vede che molto facilmente arriva subito un attacco molto forte lungo il re avversario. In più ci sono anche idee di alfiere C8, no? Con sacrifici su H3, sfruttando l'inchiodatore, quindi la posizione inizia a essere molto difficile. Ma la vera domanda è: quali sono le alternative? Perché se ci fai caso ora, un po' per i pedoni e un po' per altre cose, la regina non è che abbia troppe case dove andare, e se dovesse andare in H6 per esempio, dopo torre G8, torre G6, la regina è in trappola. E se la regina dovesse andare in G3, beh, qui non ci sono tante cose belle. Per esempio c'è anche cavallo H5 che sembra essere molto ma molto interessante, con possibilità anche di andare in F4, aumentare i sacrifici, oppure addirittura ci possono essere anche sacrifici con cavallo per E4. Insomma, la posizione è veramente veramente tragica, tant'è che il bianco decide di stare al gioco giocando regina per G5. Qui ovviamente arriva torre per G8 e ancora una volta qui il bianco ora deve giocare una difesa precisissima, perché se sbaglia qualcosa salta tutto. Ora, anche qui ci sono due, secondo me, le case interessanti dove potersi ritirare, anzi forse anche le uniche, H4 ed F5. La peggiore ad occhio sembra essere F5, poiché si vede subito che arriva un bel alfiere C8 e ancora una volta si fa un po' il giochino di prima, no? Però se andiamo a vedere, donna H4 forse è ancora peggio. Perché? Perché Ding aveva calcolato che su donna H4, che non è la mossa che viene giocata in partita, addirittura il nero vinceva con un sacrificio spettacolare. Cavallo per E4. Wow, cavallo per E4. E in caso di donna per E7, e qui abbiamo torre per G2, attenzione alle scoperte e alla possibilità di arrivare subito a attacco con l'altra torre, si sta nel re, cavallo per D2, scacco di scoperta, come vedi gli alfieri e il cavallo cooperano in maniera allucinante. Ora in caso di re G3 arriva torre qui e quindi il re poi è obbligato ad andare in H2 e arriva questa mossa che è devastante, e in caso di re H2 arriva comunque cavallo F3 con scacco e dopo mi riprendo la donna, quindi il re può andare da qualsiasi parte, per esempio in G3, mi riprendo la donna e tu dici mamma mia che cosa ci ha guadagnato il nero, che praticamente c'ha una qualità in meno. Sì, ma ora però che cosa si sta minacciando? Si sta minacciando il matto, scacco matto con torre in G8, e se provi a fermare il matto ovviamente poi perdi una torre secca. Quindi questa era la continuazione devastante che aveva calcolato il giocatore cinese. Torniamo indietro. Quindi all'alba di tutto ciò
Anche il bianco calcola che donna H4 non è la soluzione migliore poiché c'è questa variante, quindi donna F5. La donna però, come abbiamo visto, si posiziona ora in una diagonale molto sensibile. Probabilmente qui ti sarebbe venuto da giocare subito alfiere C8, ma non è ancora il momento. Ding preferisce prima giocare torre G7. Perché? Perché prima voglio raddoppiare, aumentare la mia forza di attacco e solo dopo, in un secondo momento, mettere l'alfiere in C8. Devastante. Qui cavallo F3 per il bianco cerca di portare più difensori possibili sul lato del re, ma dopo torre in A in G8, qui la situazione sembra veramente difficile. Adesso c'è una pressione devastante lungo la colonna G, e come ci si difende da questa pressione? Per esempio, su pedone G3 comunque cade, perché c'è l'inchiodatura, non puoi ricatturare col pedone F. Su spinta in G4 probabilmente bam ti arriva il sacrificio. Su cavallo in H4 qui che cosa arrivava? Arrivava subito alfiere C8 ed era qualcosa anche qui di devastante. Quindi non ci sono troppi modi per salvarsi. Qui il bianco decide di dare del materiale per cercare di fermare un pochettino l'attacco lungo la colonna G. Questo è quello che pensa il bianco, ma abbiamo ora delle risorse. Cavallo per E4. Ancora una volta Ding lascia la sua donna in presa. Perché? Perché qui c'è una combinazione di matto. Il bianco la vede e gioca H4, ma vediamo insieme questa combinazione di scacco matto. L'alfiere cattura in E7, torre per G2, adesso il re può andare o a destra o a sinistra. Se va a destra arriva matto subito con torre per F2, la torre ovviamente è supportata da numerosi pezzi, e in caso di re in H1 arriva la splendida cavallo per F2, arriva scacco matto, fantastico. Quindi arriva questa mossa a sorpresa, il bianco era convinto di aver fermato l'attacco lungo la colonna G, ma arriva questo magnifico sacrificio. Pedone per H4, ma l'attacco non è finito. Attenzione, cavallo cattura G5, pedone cattura G5, cambio, cambio e cambio. Come ti sembra la posizione del nero adesso? Ok, ancora una volta il nero ha una qualità in meno, ma è anche vero che le torri che purtroppo ha il bianco sono totalmente inattive, e avere dei pezzi in più, ma averli lì che non stanno giocando, sono totalmente fuori dall'azione, è come praticamente non averli. Vediamo cosa si inventa il bianco per cercare di tenere. Donna H3, probabilmente la meno peggio. Donna H3 ovviamente non impedisce di entrare qui, ma è comunque la meno peggio. Donna F6, prima di attaccare portiamo tutti i pezzi in gioco e facciamo che ogni pezzo faccia qualcosa. Torre per torre 3, andando a interporsi e cercare di ridare parte del materiale, e a questo punto Ding calcola e arriva mentalmente in un finale, dice: ma se io qui cambio tutto dovrei vincerlo, e allora andiamo. Torre per G2 scacco, qui unica donna per G2, alfiere per G2, re per, alfiere per, pedone per, e segue a questo punto un finale che è durato un'altra quindicina di mosse, ma quello che puoi vedere è che il finale è vincente per il nero, sia perché in linea teorica la donna è superiore alla torre e all'alfiere, sia perché qui c'è proprio una maggioranza numerica di pedoni, e noi sappiamo che nel finale avere dei pedoni in più è qualcosa di fondamentale. E questa partita la vince Ding con una serie di sacrifici e mosse totalmente fuori dalla norma, non scontate, che anche il suo avversario, un grande maestro da 2683, quasi 2700 punti, faticava a vedere. Quindi partita assolutamente creativa, devastante, dove penso che qui Ding abbia veramente mostrato tutto quello che è in grado di fare quando è in forma, perché adesso credo che sia veramente abbia tanto il peso dell'essere il campione del mondo, di aver faticato veramente tanto per arrivare a questo titolo, però nel 2017, quando doveva ancora dimostrare chi era, ci forniva secondo me delle perle di una bellezza incredibile. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere qui sotto con un commento, lasciate un like, ci aiutate a rendere più visibile questo video, e noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Matto Scacco. Ciao!